dopo me la racconto. Dopo c'è la seconda scarpe. C'è un prete che è arrivato in questa chiesa, sa che ogni tanto cambiano, no? Ma questo qui è grandissimo le cose. Cioè diceva una cosa, per esempio, no? Il Signore è stato messo in croce, ha una bella croce, ma insomma, lui quando diceva messa, faceva l'uomo, ingrandeva sempre. La gente Era come Don Carluccio. Don Carluccio aumenta, questi qua, tutti i momenti, tutte le domeniche, meno gente, allora il sacrista fa il dono, qui lei dice pubblicità e la gente non chiede, nessuno fa, deve cercare di dire le cose, lui è grandeva sempre. Allora cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Allora facciamo una cosa, se io dico qualcosa mi sento allegato al polso un filo allegato al polso un filo di pesca e il sacrista quando lui aumentava le cose che diceva li ingrandiva dava una tiratina e lui allora diceva no, allora si correggeva e diminuiva le cose, allora è lì che Dio fa Elia dice il Signore l'hanno messo in croce, una croce grossa e perché? Allora, ma no, non proprio grande, insomma media, insomma era ancora grossa, una tutirone. Nel frattempo cade, Nel frattempo cade già il vino, nelle sue vita, si pera il ginocchio, guarda che il bambino, porca miseria, gli hanno detto di non correre, e tirava, non si rendeva conto, faceva così, tirava il filo. Se gli viene in mente che il filo è legato là che deve andare via, e guarda intorno e dice, sì, l'hanno messo in croce, Gesù una croce.